Ho scelto l'ITS per la sua praticità. Questo sistema di lavoro e studio è molto utile per vari motivi. Beh, innanzitutto ti permette di mettere in pratica la teoria che impari a scuola direttamente al lavoro, e poi è stato ed è molto utile perché ti immerge nel mondo del lavoro. Ciò ti consente di mettere subito in pratica ciò che studi a lezione e vedere subito se quello che stai facendo ti può interessare o appassionare. I giorni di studio sono interessanti e devo dire che le materie trattate sono quelle che comunque io avevo studiato abbastanza durante il mio precedente percorso di studio. E lavorare 2 giorni a settimana è equilibrato secondo me, che è complementare appunto ai 3 giorni di studio. Dal mio punto di vista questa cosa è una cosa molto positiva, anche perché la vedo su me stesso, dove per esempio nel mio corso si fanno dei corsi di programmazione che sto seguendo adesso in azienda. Infatti per esempio al momento sto programmando in Python uno script che mi permette di vedere se i vari gateway o i nodi sono online o nel caso siano spenti o in certi orari devono essere spenti, modificare quello stato e metterli offline. Mi occupo di eseguire tutti i test che i display devono passare prima di essere venduti al cliente, fare test solari, test climatici su schede elettroniche con eventuali report da fornire ai clienti. Lavoro presso la GDS, ci sono anche ex allievi dell'ITS, i quali ci aiutano molto nel lavoro che stiamo facendo. L'ITS Meccatronico Veneto mi ha permesso di ampliare le mie conoscenze, soprattutto elettroniche ed elettriche. Questa opportunità mi permette di conoscere i prodotti da inizio progettazione a fine collaudo, cercando così di formare un meccatronico a 360 gradi. Se ti piacciono i linguaggi di programmazione, qui ne puoi trovare di tanti tipi. E poi puoi anche fare del lato un po' più sistemistico. Noi ad esempio qui lavoriamo alla GDS su dei gateway o su dei monitor. Ho appena finito di fare uno script Python, genera una pagina web dinamica. Un altro aspetto molto importante dell'ITS è quello del team working, che ti permette di lavorare settimanalmente a un progetto. La nostra azienda, ovvero la GDS, ci ha fornito l'aiuto e i materiali necessari per iniziare un percorso e portarlo a termine insieme all'ITS. Quindi se ti può interessare comunque quello che hai studiato e ti piace la scuola che hai fatto, e se preferisci un approccio diverso all'università, secondo me, se vuoi più entrare nel mondo del lavoro, ci sta a entrare nell'ITS. Credo che l'ITS sia una delle scelte più fattibili usciti dalle superiori, perché ti mette subito nel mondo del lavoro. Ci sono poche ragazze che intraprendono questi percorsi, diciamo, di informatica, meccatronica, però può essere interessante secondo me se è quello che gli piace veramente fare.